Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli manderà a breve una lettera al presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino, in cui chiederà una serie di precisazioni tecniche sui tre luoghi che lui vede come possibili soluzioni a lungo termine per il transito delle grandi navi da crociera, ossia il Lido, Malamocco e Chioggia. A informare di questi sviluppi il sindaco veneziano Luigi Brugnaro all'uscita dal vertice romano con il ministro e l'assessore regionale delle infrastrutture Elisa De Berti. Un incontro positivo, puntualizza il primo cittadino, da parte nostra abbiamo riscontrato un grande spirito di collaborazione. Regione, città e ministero sarebbero d'accordo su una soluzione in due tempi. A breve e medio termine ci sarebbe convergenza sul progetto proposto dal porto, con gli scavi nel canale Vittorio Emanuele per consentire alle navi di raggiungere la marittima senza passare nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca. Quello di mantenere e preservare l'industria croceristica a Venezia, assicura Brugnaro, resta un obiettivo condiviso da me, dal governatore Zaia e dal ministro Toninelli.